Entra nel vivo la prima sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi. Lo chef torinese Silvio Saracco è stato il protagonista infatti della seconda giornata della prima sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi in pieno svolgimento a Cianciana. Oltre 10.000 le persone che hanno invaso le strade della località agrigentina nei primi 2 giorni di manifestazione, con i paccheri dell'azienda agricola biologica Augello di Castrofilippo. Saracco ha deliziato i commensali con una ricetta semplice ma al contempo gustosissima. Sono stata onorata che i paccheri che produciamo, dicono i componenti dell'azienda Augello, siano stati preparati da uno chef come Saracco, che ha un'esperienza ultratrentennale. La giusta cottura che ha saputo dare alla pasta ha finito con l'esaltare il palato anche dei più fini. Abbiamo così voluto dimostrare, dice il coordinatore dell'evento Pino D'Angelo, che dai prodotti poveri, cereali in primis, che non hanno un costo alto, possono essere realizzati dei piatti gustosissimi, dove trionfano gusto, qualità e sicurezza, visto che sono genuini. Durante la serata sono state anche preparate delizie culinarie dallo chef Gianfranco Dainotti e da Gianluca Nardone, masterclass, che ha deliziato i presenti con la degustazione di gin, vodka e whisky. La presenza di quintessenza sapori di Sicilia è servita anche per dare un impulso in più alla sagra, che avrà un'appendice il 1° agosto al centro commerciale San Giorgio di Licata, dove i grani antichi saranno ancora protagonisti proprio sulle ali dell'entusiasmo della kermesse ciancianese. Domani, penultimo giorno di sagra, alle 18 si parlerà nel corso di un convegno della dieta mediterranea organizzato dal Rotary Club Bivona. Seguirà lo show cooking con i banditi del gusto, con i lievitati, e concluderà ancora Gianluca Nardone con la degustazione delle birre nell'ambito dell'iniziativa Il grano nei cocktail. Alle ore 23 con il gruppo I Respinti e al termine musica live con gli Albanova. Dire che siamo soddisfatti, afferma il sindaco Martorana, è poco. Abbiamo colto nel segno. Le numerose presenze che abbiamo avuto in città confermano l'ottima scelta fatta da questa amministrazione. Abbiamo lavorato sodo diversi mesi, dicono gli assessori Francesco Alfano e Liborio Curabba. Ci sono stati momenti di stanchezza, ma abbiamo creduto in questo progetto fin dal primo momento. Adesso dobbiamo allargare gli orizzonti, perché siamo fermamente convinti che Cianciana possa essere in pole position per lo sviluppo e la consacrazione definitiva dei grani antichi.